vero shout dei Tears for Fears all'interno di Alla Catalla di oggi. Bella puntata, begli ospiti, si parla di cose molto interessanti e si ricevono anche delle telefonate in diretta. Per esempio in questo caso che abbiamo in linea, buongiorno. 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 Signora Nunzia. Come sta? Io bene, vedo che anche lei si è ripresa. Sì, mi sono ricomigliata perché veramente ora sono contento, felice, stiamo facendo anche noi la tombola da beneficenza. Bene. Scusa un attimo, 37. Avete cominciato a metterci mano già da adesso. Come sappiamo, molti anziani, allora io devo ripetere il numero perché ne capiscono. Bene. 11 Spirro, 11. Deve anche dare l'interpretazione perché chiaramente insomma gli anziani hanno un linguaggio tutto loro, mi sembra anche giusto e normale. 22 pazzo, 22, culo 26. Prego? 23 culo. Vabbè signora, ascolti, Mi dica. no vabbè, puoi evitare di giocare a tombola Io ho telefonato nel frattempo perché ho sentito che c'era dopo la dottoressa dei Milli, no? Sì, c'è la dottoressa Sara Pettinato che è un chirurgo senologo che è venuta qui a parlarci di una tombola di beneficenza seria, signora, seria. Abbiamo un problema qua nel quartiere a San Giorgio, in una delle case abusive, sai che sono le case abusive, no? Vabbè sì, ma noi non lo diciamo alla radio. Abbiamo una nostra amica Sì. che purtroppo quando che si è separata con marito, che c'aveva un seno, uno non male. Non male. Sì. L'auto ce l'aveva il mese 75. C'è un metro. L'aveva tutta ammugliata rongodo, un mese 75. Ora io mi chiedevo, può essere che questa cosa, perché si sono separate in casa, il suo marito dorme nell'altra stanza, siccome dice che non si addormisce se non c'è muccia Nina, capito? Ma può essere che ce l'ha allungato per questo motivo, non potevo fare niente. No, signora, guardi, io mi permetto di rispondere al posto della dottoressa Pettinato. Credo che il problema non sia questo, assolutamente no. Non si può fare niente con questa cosa, un'operazione. No, non credo che esista una situazione del genere. Te lo dico allora, Cettina, non puoi fare niente, Gioia, reale ce n'ha un tremina. Non lo so, una cugnata tua, una cucina. Ecco, magari può cercare di equilibrare la situazione con l'altro seno, magari. Ah, sì? Sì, magari così. L'ha usolato, cambiate stanza, tu rammena al lato e te l'ha usolato. Esatto. La ringrazio. Come si fa col materasso, un giorno su un fianco, anche come si fa col... momento, 84. Signora, ma non giochi a tombola. C'è un denno. Che ha fatto il terno? Premio importantissimo, si vincono 35 buoni omaggio per la lavata del vetro a semaforo da via Gabriele D'Annunzio. C'è un marocchino che mi conosce, ha messo in palio 35 lavate di vetro gratis. Addirittura 35, beh, è un bel affare, devo dire. Lo devo dire, è un bel affare. È buono, è buono. Certo, perché no? Allora, perché no? che vado avanti con la tombola. Senta, scusi, al volo, il nonno... Tutto a posto, regolato. Tutto bene, vabbè. A mangiare, benissimo. c'è le ipocrisi con la beccata un godo. Che c'è qui? No, Pronto? la sento benissimo. Mi sente? Sì. La sento bene. Scusa un momento, 89. Signora, ascolti, ma non si distragga. Cioè, quando la prossima volta deve chiamarmi al telefono, per favore, mi chiami in un momento di assoluto relax. Non mi chiami mentre gioca a tombola, mentre cura il nonno. Ma noi possiamo fare un sacco di cose insieme, no? Ho capito, però insomma. Senta, ma Ignazio sta giocando? No, Ignazio dice il numero io. Ah, ho capito. Anche perché il numero non sono una tombola normale, siccome sono un po' anziani, non ci vedono tanto buoni. Sì. Il numero sono qualche 80 cm sono, capisci? E sono messi in vari sacchi. Ho capito. E poi io riesci questa lambona perché sono fatte di legno pesante. E poi immagino che Ignazio abbia le mani adatte per fare questo lavoro. Poi c'è il tabellone dove si inseriscono. E per inserire un numero c'è chi era caso subito partendo perché non è che si inseriscono tutte pagine. Certo, ci mancherebbe. Cercavo un do muro, così non li vedono. Va bene signora, io la saluto e la ringrazio. Grazie, arrivederci. Buongiorno, Auguri. buongiorno signora, grazie.